Cenno confortante in modo tale che da tutti e due i maxi schermi. Bene? Allora partiamo, tenetevi forte. Buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Un ringraziamento a tutti voi che siete qui, numerosi come sempre, a dimostrazione e a testimonianza che c'è ancora tanta voglia di salvare questa nostra caccia, di salvare questa nostra passione. Un ringraziamento ai rappresentanti delle istituzioni che stanno dimostrando grande sensibilità nell'essere qui oggi ad ascoltarci. Abbiamo voluto organizzare questa grande manifestazione per fare in modo che i cacciatori si potessero presentare uniti e spiegare il punto di vista dei cacciatori per trovare possibili soluzioni ai tanti problemi della caccia. Vogliamo parlare di deroghe, anche quest'anno ci è stato impedito di cacciare in deroga, ci è stato impedito di poter usufruire di uno strumento che l'Unione Europea mette a disposizione di tutti gli Stati membri. Vogliamo parlare di calendari venatori, sospesi più volte durante la stagione venatoria, ma vogliamo parlare di appostamenti ad uso venatorio, che dopo 3 leggi e 3 delibere emanate dalla Regione del Veneto ancora oggi non sappiamo come possiamo fare il nostro appostamento ad uso venatorio. Ma in particolare vogliamo parlare di questo nuovo piano faunistico venatorio regionale che a fine mese dovrebbe essere approvato e che, se fosse così approvato come adottato dalla Giunta regionale del Veneto, decreterebbe la fine della caccia in Regione del Veneto. Abbiamo sentito la necessità di organizzare questa manifestazione, una manifestazione alla quale sono state invitate tutte le associazioni venatorie presenti nella Regione del Veneto, perché l'unità del mondo venatorio non va solo predicata, ma va anche praticata. Oggi qui con noi nel palco, che ha condiviso con noi la necessità di superare i personalismi associazionistici per il bene della caccia, per trovare soluzioni, per dare futuro alla caccia, è l'associazione Enal Caccia. Altri dirigenti venatori, ancora una volta, hanno voluto dividere i cacciatori e hanno voluto fare il gioco dei politici, quei politici che stanno distruggendo la caccia in Regione del Veneto più o meno consapevolmente. E io inviterei per un breve saluto il presidente regionale dell'associazione Enal Caccia, Tarcisio De Franceschi, per poi passare subito la parola all'onorevole Berlato e al professor Pietro Saldan, vicepresidente nazionale dell'Enal Caccia, che ci spiegheranno nel dettaglio che cosa prevede questo piano faunistico venatorio regionale. E poi lasceremo spazio, microfoni aperti in sala, per sentire anche la vostra voce e per dare la possibilità a tutti di dire come la pensano. Buona continuazione. Buongiorno a tutti. Ecco, io non voglio ripetere quello che ha già detto Cristina, e io estendo il ringraziamento a tutti i presenti, cacciatori, non cacciatori, parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri provinciali. Ecco, il perché abbiamo deciso di comune accordo di organizzare questa assise. Lo ha spiegato bene Cristina, ma io aggiungerei altro, aggiungerei questo, perché da più parti la mia associazione è attaccata perché dice ma sei diventato pro associazione cacciatori veneti. No, io sono pro cacciatori, che è una cosa ben diversa.
e io vorrei che questo fosse compreso anche dalle altre associazioni venatorie. Io non vado in regione a mendicare contributi, non ne ho assolutamente bisogno. Io non assumo atteggiamenti di prostrazione nei confronti della giunta regionale per attingere qualche contributo e poi essere messo a tacere. No, io aderisco alla mia associazione e al coordinamento delle associazioni venatorie del Veneto, che avevamo faticosamente raggiunto tutte insieme, cacciatori veneti compresi, dove le linee di indirizzo della politica venatoria erano state unanimemente condivise da tutti. Non si capisce perché poi alcuni gradualmente, la Federcaccia prima ed altre associazioni poi, si siano staccate con il precipuo obiettivo di eliminare l'Associazione Cacciatori Veneti, che è la seconda associazione regionale per numero di cacciatori. Io sono perché tutte le associazioni vengano rappresentate e tutte le voci abbiano pari dignità. Si predica tanto che deve essere applicato il titolo quinto della Costituzione. Bene, qualche forza politica il titolo quinto della Costituzione in Veneto la usa con elastico dove le fa comodo. Ecco, io mi fermo qui, vi ringrazio, poi avremo l'occasione di intervenire nel proseguio di questi lavori. Darei la parola, come ha detto Cristina, a Sergio Berlato e al professor Saldan, che si alterneranno nella presentazione di quello che non va in questo scellerato piano faunistico, che se passa così è meglio che i 2/3 di chi è presente in questa assise, che poi verrebbe estesa agli altri 60.000 cacciatori, si scordino che la caccia era esistita anche in Veneto. Grazie. Mentre l'onorevole Berlato prende posto, io voglio ringraziare, come dicevo prima, i rappresentanti delle istituzioni, ma è anche giusto, per rispetto di questa assemblea, dire chi è presente. Voglio ringraziare Cristina Cribbi, che sostituisce Erika Stefani, senatrice Lega Nord. Onorevole Alessandra Moretti del Partito Democratico, Cavazza Roberto, segretario vicentino dell'UDC, De Poli Antonio, senatore UDC, sta arrivando Davide Bendinelli di Forza Italia, e Cortellazzo, consigliere regionale, e il deputato al Parlamento europeo Elisabetta Gardini. Allora, vi ringrazio nuovamente per la vostra numerosissima presenza. Mi viene dato il compito di affrontare, lo faccio a malincuore, l'illustrazione di questa proposta di nuovo piano faunistico venatorio regionale per i prossimi 5 anni, proposta che è stata adottata dalla Giunta regionale del Veneto su proposta dell'assessore Daniele Stival della Lega Nord. È stata adottata dalla Giunta in data 12 agosto 2013 con delibera 1518. Perché è adottato? Qual è la differenza? Fortunatamente l'approvazione definitiva del piano faunistico venatorio spetta al Consiglio regionale del Veneto, che a differenza della Giunta regionale, che è composta dai soli assessori regionali più il presidente, sono 13 in totale, sono 7 assessori della Lega Nord e 6 assessori del Popolo della Libertà, così poi dopo diviso in Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Questi sono i componenti della Giunta regionale, mentre il Consiglio regionale del Veneto è composto da tutti i consiglieri di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. Per essere approvato il nuovo piano faunistico venatorio, che avrà la validità poi per almeno 5 anni, per essere approvato il piano faunistico venatorio deve essere votato a maggioranza dei suoi componenti dal Consiglio regionale, quindi sia dalle forze di maggioranza che dalle forze di opposizione. Ecco il motivo per il quale le associazioni che hanno organizzato questo incontro hanno invitato tutti i rappresentanti politici di tutte le forze presenti in Consiglio regionale, oltre ai deputati al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo. Già Maria Cristina ha ringraziato alcuni di quelli che sono presenti e hanno dimostrato in questo modo la loro sensibilità
per le nostre tematiche, altri che hanno deciso di non essere presenti e lo hanno fatto per scelta loro, non perché non fossero invitati, perché sono stati invitati tutti, perché riteniamo sia opportuno che tutte le forze politiche, i rappresentanti di tutte le forze politiche possano conoscere qual è il punto di vista del mondo venatorio veneto, per fare in modo poi da assumersi la responsabilità nelle scelte che faranno e che saranno determinanti per quanto riguarda le nostre attività. Ecco il motivo per il quale vi dicevo, fortunatamente questa proposta di piano faunistico venatorio per il prossimo quinquennio, per il 2014-2019, è stata adottata dalla Giunta su proposta del Assessore Estival. Vuol dire che gli assessori regionali che fanno parte della Giunta, votandola e quindi adottandola, ne hanno condiviso i contenuti. Ci auguriamo che tutti coloro che hanno votato a favore ne conoscano i contenuti. Io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma alcuni di questi che si professano o si professavano difensori del mondo venatorio, se consapevolmente hanno approvato questa proposta, ci viene da chiederci se effettivamente, io dico un po' scherzando, ma a metà via, quando dico che alcuni probabilmente sanno leggere e alcuni sanno scrivere, invitiamo costoro a mettersi insieme a leggere e a scrivere, perché se hanno approvato consapevolmente questa proposta abbiamo dei sinceri dubbi sulla loro capacità di emanare provvedimenti che siano in linea non tanto con le esigenze dei cacciatori, ma con le esigenze di vedere garantita una corretta gestione del patrimonio faunistico e ambientale nella nostra regione. Gestione che deve essere fatta attraverso il contributo fattivo non solo dei cacciatori, ma del mondo agricolo, della parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista, tutte quelle forze che assieme possono concorrere a garantire questa corretta gestione di un patrimonio che non è né dei cacciatori né degli agricoltori o degli ambientalisti, ma è un patrimonio dell'intera collettività. E la sfida consiste nel gestire in maniera appropriata questo patrimonio per tramandarlo alle future generazioni in condizioni possibilmente migliori di quelle di cui godevano quando ci è stato tramandato dalle passate generazioni. Veniamo subito nel merito della questione. Quindi per il momento questa nuova proposta di piano faunistico non produce i suoi effetti fino a quando non verrà approvata dal Consiglio regionale. E il nostro obiettivo è quello di fare in modo che questa proposta non venga approvata, perché se venisse approvata, adesso ne sentirete i contenuti, lasciamo a voi giudicare, le conseguenze che subirebbe il patrimonio faunistico e coloro che lo gestiscono sarebbero devastanti. Veniamo subito nel merito della questione. Sapete che il piano faunistico è stato, quello attualmente in vigore, è stato prorogato per 2 anni, scadeva ancora nel 2012, è stato prorogato per 2 anni. Sapete che per elaborare questa nuova proposta di piano faunistico venatorio, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale Estival, ha stanziato la somma di 183.000 euro a favore di un gruppo di tecnici di fiducia dell'assessore che già 2 anni fa avrebbero dovuto presentare una proposta equilibrata per garantire appunto questa corretta gestione di cui vi abbiamo parlato. Questi sono i risultati di questa consulenza. Molte sono state le consulenze, alcune a pagamento, alcune meno. Sapete che la Giunta regionale si avvale per l'emanazione dei suoi provvedimenti di alcuni della consulenza, a volte gratuita, a volte meno, di diversi soggetti, tra questi anche i dirigenti venatori, poi li elencheremo, e questo è il risultato. Veniamo subito nel merito della questione. Partiamo già con questa proposta che all'inizio, proprio a pagina 7, dopo la parte iniziale, fa un'affermazione importante. Dice: sotto i profili del procedimento pianificatorio è da sottolineare il forte coordinamento tra piano faunistico venatorio regionale e i piani faunistici venatori provinciali. Questo scrive la Giunta in questo documento di proposta di piano faunistico. Ascoltando le province durante il periodo in cui la Giunta regionale ha voluto illustrare questa proposta di piano in giro per la regione del Veneto, sapete che sono stati fatti 7 incontri da parte della Giunta, dove l'assessore con i suoi tecnici
sono venuti a spiegarci in maniera orgogliosa qual è stato il frutto del loro lavoro. Durante gli incontri fatti nelle province, molti responsabili di provincia ci hanno detto che ciò che è stato scritto nella proposta di piano faunistico venatorio regionale non corrisponde affatto con quello che avevano proposto le province. Quindi, se si scrive in premessa che è da sottolineare il forte coordinamento tra piano faunistico venatorio regionale e i piani faunistici venatori provinciali, questo si potrebbe configurare come un falso ideologico, cioè una cosa che è assolutamente diversa rispetto alla verità. Ma se queste sono le premesse, vediamo quali sono i contenuti. Nel manifesto che è stato distribuito, dietro ci sono le principali motivazioni che spingono una parte importante del mondo venatorio veneto ad opporsi all'approvazione di questa proposta di piano faunistico venatorio. Allora, innanzitutto si inserisce un concetto importante, che è quello relativo al fatto che i danni provocati dalla fauna selvatica devono essere pagati dagli ambiti territoriali di caccia, i quali, per avere i fondi per poter pagare questi danni, possono aumentare la quota di adesione agli ambiti fino a 6 volte l'attuale. Allora, fermo restando un'altra questione di carattere principale, mi sembra che nella legge statale 157/92 sull'attività venatoria sia scritto che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Ma se qualcosa che è patrimonio indisponibile dello Stato crea dei danni, perché questi danni devono essere pagati da qualcun altro che non ha la proprietà di questa fauna selvatica? Nel merito, i cacciatori del Veneto pagano già, Vincenzo, se riusciamo ad andare alla tabella riassuntiva di quello che già un cacciatore adesso è chiamato a pagare, e questo lo dico anche soprattutto per chi il cacciatore non è. Allora, vedete, adesso il cacciatore del Veneto paga ogni anno una tassa di concessione governativa pari a 173,16 euro cada uno, per un totale di 10.389.600 euro. Questo è il contributo che i cacciatori del Veneto versano direttamente nelle casse dello Stato, senza avere per questo alcun tipo di ritorno, se non come servizi alla collettività, ma non certo a beneficio del mondo venatorio. Oltre a questa tassa di concessione governativa, ogni cacciatore del Veneto paga una tassa di concessione regionale, che equivale a 84 euro cada uno. La regione incassa ogni anno 5.040.000 euro circa. Abbiamo fatto un calcolo intorno a 60.000 cacciatori. Oltre a questo, il cacciatore è costretto per legge a sottoscrivere una polizza assicurativa che mediamente si aggira intorno ai 96 euro. C'è qualche polizza che costa meno, qualche polizza che costa di più. Mediamente 96 euro. Sono altri 5.760.000 euro. Le spese postali sono di 3 euro e qualcosa, 234.000. La quota minima di accesso agli ambiti è di 100 euro, che sono altri 6 milioni di euro. Quindi i cacciatori del Veneto pagano ogni anno 27.423.600 euro, oltre a ciò che deve pagare il cacciatore che esercita la caccia dall'appostamento fisso, che deve pagare una tassa di 55,78 euro. Oltre a questo il mantenimento dei propri richiami, dei cani, tutte le spese che conosciamo e sappiamo, ma queste come tasse fisse. Se già adesso quindi un cacciatore per esercitare per poco più di 2 mesi all'anno l'attività venatoria, con delle norme che sono le più restrittive in Europa, lo voglio ricordare, già pagano circa 500 euro all'anno. Se per pagare i danni provocati dalla fauna selvatica in base alla proposta fatta dalla giunta regionale, quindi se moltiplichiamo
100 euro che è il costo minimo di accesso per 6, sono altri 600 euro per ogni cacciatore. Con la situazione economica che sta colpendo tutti, ovviamente, anche i cacciatori, dire che i cacciatori devono pagare, oltre a quello che già pagano, altri 500 euro per pagare i danni provocati dalla fauna selvatica, che è patrimonio disponibile dello Stato, vuol dire decimare i cacciatori del Veneto, perché credo che la situazione sia nota a tutti, e chiedere un ulteriore ed ingiustificato salasso significa incidere profondamente tra i praticanti di attività venatoria, dimezzandoli o anche di più. Già abbiamo, per effetto di una serie di normative sulla caccia che sono in Veneto assolutamente penalizzanti, già abbiamo avuto negli ultimi 2-3 anni un incremento notevole di abbandoni dell'attività venatoria di cacciatori che non rinnovano più licenza di caccia. Se andiamo a dare un altro colpo del genere, io non so come potremo pensare di poter ancora andare a caccia nella nostra regione. Ma questo è quello che vogliono fare. Cosa fanno poi nella loro proposta? Fanno qualche passaggio interessante. Dicono che bisogna salvaguardare, a pagina 10, bisogna salvaguardare il naturale ritorno di grandi carnivori sulle Alpi, lupi, orsi, leoni e via dicendo. Bisogna fare una roba del genere. Dopo questi ovviamente danni all'agricoltura, danni e poi questi danni vengono pagati dai soliti noti. Voglio ricordare, a proposito di danni, che finora di quella tabella di cui abbiamo visto prima, i danni provocati dalla fauna selvatica venivano pagati attraverso un fondo alimentato dalle tasse di concessione regionale già pagate dai cacciatori. Adesso non è che ci aumentano la quota di accesso agli ambiti e ci tolgono l'obbligo di pagare la tassa di concessione governativa o quella regionale, no, oltre a quella anche questo tipo di balzello. Al di là degli grandi carnivori come intendimento, si arriva poi a sottrarre ulteriore territorio di quello rimanente all'esercizio dell'attività venatoria, però viene fatto in modo subdolo. Mi riferisco alla individuazione dei valichi montani. Voi sapete che la legge statale 157 del 92 prevede il divieto di esercitare la caccia a 1000 metri attorno ai valichi montani. Quindi quei valichi che vengono individuati come valichi montani dalla pianificazione forestica venatoria, lì è vietata la caccia per 1000 metri attorno, 1000 metri di raggio tutto attorno. Tutta la caccia sia alla fauna stanziale che alla fauna migratoria. Un non senso, perché le direttive comunitarie che prevedono di tutelare le popolazioni migratrici nei momenti di particolare vulnerabilità, questo si parla delle popolazioni migratrici, ma vietare la caccia sia stanziale che migratoria è qualcosa che l'Unione Europea non vuole, però qui in Italia la legge statale l'ha previsto. Cosa si fa per fare in modo da sottrarre ancora maggior terreno cacciabile? Dice la giunta regionale in questa proposta che vorrebbe far approvare entro fine mese. Dice, a pagina 19, vengono individuati dei valichi montani, provincia per provincia, velocissimamente a Belluno, Forcella, Zervoi, Treviso, Forcella, Mostacin, Vicenza, Passo Mesole, ancora Vicenza, Passo Somo, Vicenza, Passo Colombo Civillina, Vicenza, Passo Sette Roccoli, Verona, Campo Fontana, Verona Paroletto, Rancani, La Collina, Monte Castello, Spian, Monte Soeio, Punta di Prealta, Verona Monte Bastia, Albero Matto, Varalta, Sangello, Monte Corpegan, Ferraretta, Monte Merlo. Cosa si dice? Intanto individuiamo questi valichi, poi diciamo, guardate cosa c'è scritto a pagina 20. Individuati questi valichi, si dice nel piano, qualora dalle attività di monitoraggio di cui sopra emergessero dati di transito
osservato pari o superiore a 800-1000 uccelli al giorno e o 20.000 uccelli in 10 giorni, si dovrà prevedere già in vigenza del piano faunistico venatorio, cioè da subito, una riclassificazione del sito e la conseguente adozione degli opportuni provvedimenti di tutela dell'attività migratoria dell'avifauna. Chiusa la caccia migratoria. Se ci sono molti vicentini, se in provincia di Vicenza viene chiusa la caccia migratoria al Passo Colombo, Passo Somo, Sette Roccoli, significa impedire di andare a caccia a alcune migliaia di cacciatori. Però cos'è che fanno loro? Intanto non ti dicono che è vietata la caccia, ti dicono individuiamo quei valichi e se dall'attività di monitoraggio vediamo passare 800 uccelli in un giorno, qualsiasi minus abens sa che basta metterci con il sedere in cima a un mucchio di talpa, il famoso mucchio di ciupinara, e in un normale giorno di passo nel mese di ottobre non passano 800 uccelli, ne passano 8.000 o 80.000. E capite bene, se su questi valichi qualcuno, che ovviamente avrà tutto l'interesse ad andare a contare sti uccelli, sarà individuato un transito che va da 800 a 1.000 uccelli al giorno, chiusa la caccia selvaggia migratoria. Territorio quindi sottratto all'attività venatoria, oltre a una serie di altri territori. Quando io ero assessore regionale tanto tempo fa, abbiamo fatto il piano faunistico venatorio e c'era la richiesta da parte di molte province per stare dentro a quella percentuale che va dal 20 al 30% in territorio di pianura e dal 10 al 20% in zona faunistica delle Alpi, previsto per legge statale. Bisogna vietare l'attività venatoria. Dice la pianificazione a livello nazionale che una percentuale che va dal 20 al 30% del territorio aggressivo pastorale di pianura e dal 10 al 20% di zona Alpi deve essere vietata l'attività venatoria. Nella prima proposta di pianificazione le varie province avevano presentato una serie di proposte individuando OSI e altri istituti di divieto di attività venatoria. Nella nostra regione, che è fortemente antropizzata, alcune province in particolar modo vedono una presenza importante di case, capannoni, strade e zone comunque dove non si può andare a caccia, come ben si sa. Allora abbiamo individuato come zona di protezione per la fauna migratoria, soprattutto acquatica, il lago di Garda e la laguna viva della laguna di Venezia, dove gli animali vanno durante il giorno a pulirsi, a lavarsi, a rifocillarsi per poi tornare la sera e la notte a mangiare nelle aree interne. Quindi abbiamo fatto una grande osi in provincia di Venezia, in laguna aperta, e una grande osi nel lago di Garda. Questo ha fatto sì da evitare di andare a istituire numerose zone vietate da caccia in un territorio già con la presenza di una serie di realtà che impediscono l'attività venatoria. Ma non è che abbiamo costruito allora delle osi fittizie, perché se qualcuno va al lago di Garda avrà modo di constatare che ci sono decine e decine di migliaia di anatidi. Se qualcuno va in laguna di Venezia vedrà che ci sono centinaia e centinaia di migliaia di anatidi. Non a caso la laguna di Venezia, tra Venezia, Rovigo e una parte del Friulano e l'Emilia Romagna, vedono una concentrazione di anatidi fra le più alte d'Europa, grazie alla gestione che è stata fatta soprattutto dai cacciatori sotto il profilo ambientale. Allora, da questo punto di vista, se, come viene proposto qui, non si tiene più conto dell'osi del Garda e magari neanche dell'osi della laguna di Venezia, tutto quell'etaraggio di territorio vietato alla caccia dovrà essere spostato nel territorio aggressivo pastorale, vietando ancora un maggior numero di zone precluse in questo modo l'attività venatoria. Il senso mi sfugge, se non quello di arrivare a decimare i cacciatori. Ancora avanti per quanto riguarda la pianificazione. C'è scritto che c'è l'innalzamento degli indici di densità venatoria. A pagina 37 e 38 vi elenchiamo solamente le cose principali, non tutte, perché poi da domani, da lunedì,
tutto il materiale che adesso illustreremo e molto altro sarà disponibile presso i siti internet sia dell'Associazione Cacciatori Veneti che dell'Enal Caccia che il mio personale, in modo tale che chiunque di voi volesse guardare tutti i punti con maggiore attenzione e chi magari per diversi motivi non ha potuto partecipare a questa riunione avrà modo di consultare tutta la documentazione, non le chiacchiere, tutta la documentazione che è a disposizione di tutti voi, così come è nostra abitudine fare. A pagina, abbiamo detto a pagina 37 e 38, si parla quindi di nuova pianificazione. 37. Attualmente l'indice di densità venatoria viene stabilito dalla Regione ed è approssimatamente un cacciatore ogni 6 ettari. Cosa propone la Regione? Che l'indice venga innalzato un cacciatore ogni 23 ettari circa, 23,7. Addirittura, per quanto riguarda il territorio lavorale vallivo, contro legge, non si fa il rapporto cacciatore-territorio, ma si stabilisce, o si vorrebbe stabilire, che i cacciatori ammissibili in territorio lagunare vallivo siano 3 cacciatori per ogni appostamento. Possono accedere 3 cacciatori per ogni appostamento, non possono accedere solo per la caccia e la migratoria, ma possono accedere in totale un numero di cacciatori equivalenti a 3 cacciatori per ogni appostamento. Riteniamo fisso. Allora, questo cosa comporta? Poi invece per quanto riguarda il territorio del Tizio, al netto del parco del Delta del Po e aziende faunistiche Venete Vallive, un cacciatore ogni 30 ettari. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che la provincia di Vicenza, se Vincenzo gentilmente, c'è vicino al piano faunistico governatorio, nella slide iniziale, c'è l'osservazione, c'è la simulazione che ha fatto la provincia di Vicenza per quanto riguarda ancora indietro, eccolo lì, guarda, è l'osservazione della provincia di Vicenza. La provincia di Vicenza ha formalizzato la propria posizione dicendo, allora, solleva una serie di criticità per le proposte di piano. Vedete in giallo, aumento delle quote di iscrizione, quota base da 50 a 60, in realtà sono diventati 100, per la stanziale viene aumentato fino a 360 euro, ma sotto, oltre ai nienti lanti di selvaggina, ne parleremo tra poco, indici di densità venatoria. Scorri ancora un po', bene. Cosa dice la provincia di Vicenza, il calcolo che ha fatto? Che se venisse applicato quel calcolo proposto dalla Regione, avremmo questo: il comitato direttivo della facoltà di accogliere la delega più i soci, l'ambito nord del farà, allora, anche se si arrivasse al rapporto 1 a 6, ci sarebbe posto, secondo il calcolo del piano regionale, per circa 7.300 cacciatori. Quello iniziale, vedete, è stato stabilito in giallo un rapporto 1 a 23, cioè un cacciatore ogni 23 ettari di territorio aggressivo pastorale. In questo modo, nell'ambito nord, ci sarebbe posto per poco più di 3.000 cacciatori, ma i soci dell'ATC sono circa 9.000. Anche se si arrivasse a una forzatura, avremmo posto per 7.300 cacciatori e gli altri dove li mandiamo a caccia? Di quei 18.000 che ci sono, gli altri dove li mandiamo a caccia? Ma questo non riguarda solo Vicenza, qualcuno si frega mai dicendo finalmente abbiamo sterminato i cacciatori vicentini. Ma questo riguarda, attenzione, innalzando di 4 volte l'indice di densità venatoria, ci troviamo nelle condizioni di non avere più spazio, molti cacciatori non avranno più spazio per essere accolti negli ambiti. Di più, la legge statale 157/92 dice che il rapporto cacciatore-territorio, ve lo troverete nelle note all'articolo 14, non vado errato, della 157, allora cosa c'è scritto? Che il rapporto cacciatore-territorio deve essere calcolato sul territorio agro-silvopastorale dedotte tutte le aree precluse le attività venatorie, cioè zone abitate e vie di comunicazione con aree di rispetto. Allora, qui anziché fare il rapporto cacciatore-territorio
sul territorio agro-silvo-pastorale, come dice legge statale, fanno il rapporto cacciatore-territorio sul territorio venabile, cioè sul territorio cacciabile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che negli ambiti territoriali di caccia, per una fetta consistente di cacciatori, non ci sarebbe più la possibilità di andare a caccia, perché gli ambiti accettano un numero di cacciatori fino a quel tipo di rapporto, e questo significherebbe qualcosa di devastante. Ancora per quanto riguarda la questione legata a un'altra chicca che viene inserita, a pagina 27 e 29. Pagina 27 e 29, torniamo quindi poi indietro, lo elenco in base a quanto abbiamo evidenziato nel volantino. Scusa, ti interrompo un attimo perché abbiamo un problema. Io prego gentilmente i tecnici della fiera, fuori negli schermi l'immagine è ferma e si sente male la voce. Se per cortesia possono intervenire per dare la possibilità anche ai cacciatori all'esterno di seguire. Allora, siamo in un paese, in una provincia dove l'efficienza, però può capitare anche, di solito siamo abbastanza efficienti, non nel Veneto, così diciamo, in giro per il mondo. Speriamo che i nostri, che già sono penalizzati dal fatto di dover rimanere fuori, non siano penalizzati anche dal fatto che non possono sentire quello che diciamo qui dentro. Vedo di procedere sperando che nel frattempo le questioni tecniche possano essere risolte. Dicevamo allora, pagina 27 e pagina 29. Cosa dicono? Pagina 29. Allora, siccome dicono che nelle assemblee dei soci c'è troppa confusione, vogliono espropriare i cacciatori dal diritto di essere rappresentati, di far parte delle assemblee, e si inventano, leggo testualmente, in presenza di più di 600 soci, l'assemblea dei soci può delegare le proprie funzioni ad un'assemblea dei rappresentanti dei soci. Poi in giallo ancora sotto vedete, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del piano faunistico governatorio regionale, la giunta regionale definisce i criteri e le modalità di designazione ed elezione dei rappresentanti dei soci, nonché le modalità di insediamento e in funzionamento dell'assemblea dei rappresentanti. Ti dicono, intanto approva il piano che dice che ci saranno rappresentanti nell'assemblea dei soci, non tutti i soci. E dopo che abbiamo approvato il piano, che diventa legge, ti diciamo poi come giunta regionale quali sono le regole del gioco, chi potrà far parte di questi rappresentanti e quali saranno le modalità. Quindi cambiare in bianco per fare in modo da arrivare a una soluzione. Quindi i cacciatori che pagano la loro quota di accesso, e abbiamo visto in che modo, poi vengono addirittura privati del diritto di partecipare alle assemblee, perché al loro posto va qualcuno che li dovrebbe rappresentare. Ti mettono a pagina 27 che oltre ai rappresentanti del mondo venatorio, del mondo agricolo, del mondo ambientalista e delle province, la regione vuole mettere un proprio rappresentante. Questo è contro legge, attenzione. Un proprio rappresentante, cioè il tentativo di politicizzare ulteriormente la caccia, perché dentro negli ambiti la regione vuole mettere un uomo suo. Questo, ripeto, è contro legge. Così come è contro legge è qualcosa di cui abbiamo parlato anche prima per quanto riguarda la pianificazione faunistica governatoria. Cosa ti fanno a pagina 55 e 56? Allora, non bastano gli ambiti. Io credo che molti cacciatori vedano gli ambiti come, diciamo così, una spina nell'occhio, no? Perché, capite bene, si sono creati carrozzoni su carrozzoni, alcuni funzionano bene, molti funzionano male. Le risorse che già pagano i cacciatori, poi lo spiegherà bene il professor Saldan, che su questo ha preparato un appunto molto cogente e puntuale. Già adesso succede che questi ambiti spesso danno dimostrazione di scarsa efficienza. Però cosa ti fanno loro? Non basta fare gli ambiti, la provincia di Treviso 13 e via nelle altre province sempre un numero diverso. Ti dicono, dentro l'ambito territoriale di caccia possono essere creati distretti venatori, scatole cinesi, no? Matriosche. E dentro i distretti venatori possono essere create le aree
a caccia specifica. Questo cosa vuol dire? Che loro ti fanno l'ambito dove tu paghi la tua quota, abbiamo visto. All'interno dell'ambito fanno ulteriori distretti, perché nella testa bacata di qualcuno c'è ancora il ricordo delle aree di gestione sociale e vogliono tornare a fare ancora le aree di gestione sociale. Ti fanno pagare per tutto l'ambito, però in un'area di gestione sociale, cioè in un distretto venatorio, sarà preclusa la caccia da qualche specie o per qualche periodo. E non basta, all'interno dei distretti fanno queste aree a caccia specifica, 55-56, area a caccia specifica, e ovviamente tutto questo prevedendo ulteriori restrizioni di attività venatoria. Quindi se tu vuoi, o magari dicendo se tu vuoi fare questa e l'altra, paghi un po' di più. Quindi queste scatole cinesi sono il preludio di ulteriori restrizioni di attività venatoria. Sapete già che c'è la corsa da parte di qualche comitato direttivo dell'ambito per far pagare sempre di più i cacciatori, farli andare a caccia sempre meno, perché le peggiori restrizioni di attività venatoria, a differenza di quanto uno possa pensare, non arrivano dal mondo animale ambientalista, arrivano da dirigenti venatori che una volta che sono stati messi alla guida di qualche ambito si danno da fare per restringere sempre di più attività venatorie. È una cosa che sinceramente faccio fatica a capire. Sintesi, ho quasi finito, perdonatemi, vi dico solamente le cose fondamentali. Cosa ti dicono? Intanto, pronta caccia, ti dicono entro il 31 e fino al massimo al 31 di agosto possono essere lanciate i capi di selvaggina, 54, a pagina 54. A pagina 54 ti dicono diminuzione dei contingenti di selvaggina di allevamento in messa, diminuzione azzeramento laddove ancora praticate delle importazioni di selvaggina dall'estero, diminuzione azzeramento laddove ancora praticate delle emissioni pronta caccia effettuate dopo il 31 di agosto. Ma la legge statale 157 pone questo divieto solo all'interno delle aziende faunistico-venatorie. Nessuna norma dice che bisogna vietare il lancio di selvaggina dopo il 31 di agosto. Allora, con il territorio che ci troviamo e senza azioni per garantire l'autosufficienza faunistica, ci troviamo nelle condizioni che chi poi ha passione della caccia con il cane si ritrova nelle condizioni di non ti permettono di garantire il controllo dei nocivi, volpi in particolar modo corvidi. E cosa vuol dire? Vuol dire che quando si arriva al momento di andare a caccia il territorio diventa desertificato. Questo tipo di divieto, che non trova riscontro da nessuna parte, però viene inserito nella proposta di piano faunistico venatorio. Vietano poi alle associazioni di fare i lanci di selvaggina in integrazione a quanto viene fatto dagli ambiti di caccia. Questo lo troverete anche nel proseguo del nostro documento. Per quanto riguarda la zona Alpi, poi scrivono delle cose che meritano la nostra curiosità, pagina 96. Per quanto riguarda la selezione, io ti dico, innanzitutto la legge dice chiaramente che con qualche tipo di munizione si può praticare la selezione agli ungulati, ad esempio, no? Qui ti dicono invece che no, apportano ulteriori restrizioni per quanto riguarda le tipologie, e in più ti dicono che chi va a fare selezione deve tenere il fucile nel fodero fino a quando non è il momento di sparare, e si fa selezione solo dalle altane. Solo delle altane, e solo tu tiri fuori il fucile, solo chi conosce la sensibilità degli ungulati sa perfettamente che al minimo rumore l'animale si eclissa nella folto magari del bosco, e quindi fare in modo ma su questo poi per quanto riguarda la zona Alpi vediamo che ci sono così tante incredibili restrizioni che non vi dico. Non vi voglio annoiare oltre e vi invito a guardare questa nuova proposta di piano faunistico, perché contiene, come vi dicevo, così tante baggianate. Noi riteniamo che questa proposta di piano sia indecente, sia irricevibile, facciamo fatica a commentarla, ci stupiamo che così tanti soldi stanziati dalla Regione per pagare dei consulenti per avere poi questo risultato, ci stupiamo di come possono essere utilizzati i soldi
dei cacciatori per arrivare a un simile risultato. Veramente siamo allibiti da questo. Io ho visto qualcuno in questi giorni che ha fatto in previsione e per tentare di sgonfiare non ci sono riusciti, questo nostro incontro, si è attivato a emanare comunicati stampa dicendo: ma noi del CRAVN, che è un acronimo impronunciabile, che anche su questo la capacità di comunicare, uno che dice io sono rappresentante del CRAVN, è una roba che lascia presagire qualcosa di nefasto, diciamo così, no? CRAVN, che sarebbe il raggruppamento temporaneo di alcuni dirigenti venatori che stanno facendo da consulenti all'assessore della giunta regionale. Si vantano e dicono, leggo testualmente: non fai ora ad ottenere dei risultati ottimi per la caccia in Veneto che subito qualcuno ci vede del marcio, del torbido o della fregatura dietro l'angolo. Dico a questi signori, partendo dai dirigenti non voglio fare polemiche, ma questo comunicato l'hanno fatto loro, quindi i dirigenti di Federcaccia e di Arcicaccia, quali sarebbero questi risultati ottimi che avete portato a casa assieme al vostro assessore Estival in questi ultimi 4 anni? Vogliamo forse ricordare quante volte è stato sospeso il calendario venatorio nella passata stagione venatoria? Hanno fatto 4 delibere per fare un calendario decente. Hanno detto che è stata colpa dell'Europa se il calendario è stato sospeso, poi hanno rifatto il calendario in maniera decente e non ci sono stati più problemi. Vogliamo ricordare che prima dell'arrivo di questi sapientoni in Veneto si cacciava, in base alle nostre cacce tradizionali, si cacciavano le specie in deroga, l'abbiamo fatto per tanti anni, e da quando ci sono questi che danno colpa all'Europa, al governo nazionale, agli Stati Uniti d'America, ai marziani e quant'altro, nella nostra regione non si può più cacciare in deroga nel rispetto delle direttive comunitarie, nonostante a livello nazionale il Parlamento abbia approvato una nuova norma, che è l'articolo 26 della comunitaria 2013, che ribadisce il diritto dei cacciatori del Veneto e di tutta Italia di poter cacciare in deroga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera A, B e C della direttiva 2009/147 CE, tuttora vigente. Siamo più andati a caccia in deroga? No. Vogliamo parlare di come hanno risolto questi sapientoni il problema dei capanni ad uso venatorio nella nostra regione? Hanno approvato ben 3 leggi regionali, una peggio dell'altra. Hanno approvato, oltre a quanto previsto nel calendario venatorio, che riguardava i capanni, hanno approvato altre 3 delibere regionali e hanno creato un casino tale che se uno vuole costruirsi il suo capanno deve prendere il geometra, deve fare riferimento alla DIA, che è uno strumento già superato dalla SCIA, ma comunque hanno fatto un riferimento di legge che è inadeguato, deve sottostare a una serie di norme di natura burocratica che sono complesse e onerosissime per poter allestire un capanno con 4 frasche e 2 tavole, e il problema non è ancora risolto. Perché nel loro comunicato, qua i signori consulenti della giunta regionale dicono che stanno lavorando per migliorare le norme già emanate, cioè non sono bastate 3 leggi, non sono bastate 4 delibere, ma stanno studiando un'altra delibera. Per cortesia basta, non occupatevi più di questo problema, perché ogni volta che ci mettete mano create ulteriori problemi ai cacciatori. È ora di finirla! Questi stanno facendo danno peggio della tempesta una settimana prima del raccolto, ma non lo dico io che posso avere magari il dente avvelenato, e dicono: ma noi del CRAVN sosteniamo questi ottimi risultati. Dove sono questi ottimi risultati? Ciao Davide, è arrivato Davide Bendinelli, presidente della 4ª commissione, che salutiamo. Allora, su sta faccenda, durante
temendo quanto stanno mobilitando le associazioni che hanno organizzato questo incontro, che questo è il primo incontro, va ribadito, questo non è un incontro e basta, questo è l'inizio di una mobilitazione che verrà fatta in Veneto e che rimarrà in moto fino a quando la Regione del Veneto non dichiarerà pubblicamente di ritirare, non di rattoppare, ma di ritirare questa indecente proposta di piano faunistico venatorio. Noi non vogliamo venga rattoppato, perché è irricevibile questa proposta di piano faunistico venatorio. Non smetteremo di protestare, nei limiti consentiti ovviamente dalla democrazia, non mancheremo e non smetteremo di tenere alta la nostra voce fino a che non verrà consentito in Veneto di poter cacciare in deroga in base nel rispetto delle nostre tradizioni, oltre che nel rispetto delle direttive comunitarie. Non smetteremo di alzare la voce fino a quando non si cancelleranno tutte quelle norme che hanno previsto per incasinare il problema Campania e verrà fatta una sola norma, che è quella, voglio ricordare, che è stata sottoscritta da tutte le associazioni venatorie del Veneto, sì o no, Tarcisio? Un documento scritto e sottoscritto da tutte le associazioni del Veneto, tutte, che una volta che quello solo avrebbe consentito con una norma di dichiarare la precarietà dei nostri appostamenti. I nostri appostamenti non sono villette costruite abusivamente in mezzo ai boschi. I nostri appostamenti non sono altro che dei manufatti precari costruiti esclusivamente per l'esercizio di attività venatoria e rimangono per il tempo stretto necessario per l'esercizio di attività venatoria. Non possiamo obbligare un cacciatore a sottostare a tutte le norme burocratiche previste per la costruzione di una casa. Non è tollerabile. Basta una sola norma chiara che metta a posto questo problema, non un'ulteriore delibera per spiegare cosa hanno detto nella delibera precedente, che spiegava cosa diceva la delibera prima. Non sono in grado neanche loro di poter spiegare dove vogliono andare, cosa vogliono fare, perché hanno bisogno di continue delibere per spiegare la delibera precedente. E a rimetterci sono i cacciatori, perché un cacciatore che vuole essere in regola e chiede giustamente: ditemi cosa devo fare per poter andare a caccia in regola dentro il mio capanno senza correre il rischio che venga qualcuno e che mi denunci per abuso edilizio o per abuso paesaggistico. Denunce, voglio ricordare, che comportano una sanzione penale che va da 30.000 a 103.000 euro. Sanzione penale. Sanzione penale, voglio ricordare, che oltre all'onere prevede, una volta che il cacciatore viene condannato penalmente, il pericolo che l'autorità competente non dia in nulla osta per il rinnovo del porto d'armi quando si va a fare il rinnovo del porto d'armi. Ma è giusto che dei cittadini di serie A, dalla fedina penale perfettamente pulita come sono i cacciatori, lo voglio ricordare a chi cacciatore non è, il cacciatore per andare a caccia deve avere la fedina penale perfettamente pulita, perché altrimenti non gli viene rilasciato il porto d'armi e non può andare a caccia. Quali altre categorie tra coloro che ci contestano, che ci criticano, possono esibire una così omogenea appartenenza a soggetti che sono cittadini di serie A? Ma noi non vogliamo essere trattati come cittadini di serie A, vogliamo essere trattati come dei cittadini normali, non come dei delinquenti a piede libero, non come dei soggetti che devono essere tenuti sempre sotto controllo perché potenzialmente sono bracconieri, delinquenti, assassini, criminali o cose del genere. Non è più tollerabile l'atteggiamento che si ha nei confronti del mondo venatorio. Noi contribuiamo in maniera importante con le nostre tasse a garantire servizi all'opinione pubblica, alla collettività, perché gran parte di quello che noi paghiamo in tasse, avete visto solo l'esempio del Veneto, moltiplicate per tutta Italia, vanno in servizi a beneficio della collettività. Si costruiscono scuole, ospedali, strade, vie di comunicazione, si danno servizi essenziali ai cittadini. Noi non vogliamo neppure grazie, ma con noi, attraverso la nostra attività, vivono, hanno da lavorare solo nell'indotto illegale, solo per quanto riguarda ciò che riguarda l'attività venatoria,
vivono più di 100.000 famiglie, perché sono più di 100.000 i posti di lavoro. Se aggiungiamo a questo l'indotto, sono altrettanti, quindi 200.000 posti di lavoro che corrono il rischio di essere cancellati per l'integralismo di qualche animale ambientalista o per l'ignoranza di qualche amministratore che per moda dice ma bisogna portare un po', bisogna dare una dimostrazione che siamo la politica del carciofo. Vogliono, io questa mentalità l'ho trovata quando sono entrato in regione nel 1990. Mi spiegavano, ma prima di spiegarmelo qualche dirigente regionale, me lo spiegava qualche dirigente venatorio, mi diceva che bisogna rinunciare a qualcosa, ogni anno bisogna rinunciare a qualcosa, così gli enti caccia stanno buoni e zitti, e non capivano con la politica del carciofo che se ogni anno al carciofo togli qualche foglia rimane solo il gambo e il gambo non ce lo vogliono far mangiare. E allora, siccome ormai siamo arrivati vicini al gambo, molto vicini al gambo, quello che chiediamo, e qui ringrazio anch'io ancora una volta la sensibilità dimostrata dai rappresentanti istituzionali che sono qui, ai quali affidiamo questo messaggio. Noi non vogliamo che chi rappresenta i cittadini e le istituzioni si schieri a favore o contro la caccia, è una sensibilità che spetta a ogni singola persona. Chiediamo unicamente che la materia venga affrontata con obiettività, tenendo presente tutto ciò che c'è dietro la caccia. Qualcuno che non conosce la caccia, e guardate, chi più contesta la caccia, meno la conosce. Io mi sono trovato tante volte a discutere con degli anticaccia che non sanno neppure cos'è la caccia, perché per loro la caccia è solamente quello sfizio che i cacciatori hanno per andare ad ammazzare gli uccellini per divertimento. Non capiscono niente di caccia, non capiscono cosa c'è dietro la caccia. E in un periodo in cui le istituzioni non riescono a garantire un futuro dignitoso ai nostri figli, ci permettiamo il lusso di andare a cancellare 200.000 posti di lavoro, mettendo in grave difficoltà 200.000 famiglie perché qualcuno gli dispiace se viene ucciso un fringuello dei più dei 695 milioni di fringuelli stimati dagli anticaccia a livello europeo. Perché la stima di 695 milioni di fringuelli l'ha fatta BirdLife International, che è l'equivalente della Lipo italiana. L'Ipo non è Lega Italiana Protezione Uccelli, è Lega Italiana Protezione Uccelli, e a livello europeo la BirdLife International ha stimato per difetto la popolazione di fringuelli in 695 milioni, vuol dire che ce ne saranno minimo 3 volte tanti. Non andremo mica a intaccare la specie del fringuello se ne vengono prelevati 100.000 in Veneto o 300.000 in Italia. Che barzellette ci vengono a raccontare? E per tutelare il fringuello andiamo a lasciare a casa 200.000 persone che lavorano nel settore. Ecco, sta facendo qua, chiudo, io vi ringrazio della vostra attenzione, per dirvi che su questo, al di là degli ottimi risultati di cui si è parlato, io so che nell'ultima giunta l'assessore regionale ha portato un'informativa, chiedo poi a chi ha qualche informazione più di darcela. A fronte delle pressioni che abbiamo fatto, e voglio ricordare che quando è stato presentato il piano faunistico è utile sapere e tenere chiare le date. Allora, abbiamo detto che la proposta di piano faunistico è stata adottata dalla giunta regionale con delibera 1518 il 12 agosto 2013. Dopodiché l'assessore con i suoi tecnici ha cominciato a fare il peregrinaggio, è andato in tutte le province a presentarla, e abbiamo presentato le nostre osservazioni a quel piano, sempre piano faunistico governatorio, comunicati ai presidenti. Concordemente tra Cacciatori Veneti e Enalcaccia, in data 1 ottobre 2013, vedete, quello è un documento ufficiale, 1 ottobre 2013, è stato mandato a tutti i rappresentanti istituzionali, è stata mandata una nota con la quale si diceva, punto per punto, quella proposta di piano che la giunta regionale ha adottato, quindi ha approvato, il 12 agosto 2013, contiene così tante nefandezze da ritenerlo, per quel che ci riguarda, assolutamente irricevibile. Questo l'abbiamo detto il 1 ottobre 2013.
effetto di quello che abbiamo già detto, non ci fermeremo fino a che questo piano non verrà ritirato, non rattoppato ma ritirato. Tanto comunque non è che non andiamo a caccia, noi abbiamo già vigente un piano faunistico governatorio che è già stato prorogato per 2 volte e che può essere prorogato un'altra volta. Quindi quello che chiediamo noi alla Giunta del Consiglio è che questo piano immondo venga ritirato e venga sostituito con una proposta decente e seria. Se dicono che hanno finito i soldi, confermiamo noi la nostra disponibilità a fare da consulenti gratuitamente per dare dei consigli a costoro, perché possono emanare uno strumento che sarà valido minimo 5 anni e che potrà garantire in maniera seria una corretta gestione del patrimonio faunistico e ambientale. Questo è quello che facciamo. Se dovessimo sentire che qualcuno dice approfittiamo di questa occasione perché ci sono tanti vantaggi per alcuni, io capisco quando parliamo del CRAVN. Cos'è il CRAVN? È questo raggruppamento temporaneo di dirigenti venatori, a capo dei quali c'è, va detto no? A capo dei quali c'è il presidente regionale della Federcaccia, che è tal Flavio Tosi. Flavio Tosi quindi è a capo, io vi sto dicendo delle notizie, non vi sto dando dei parari. Sapete che Flavio Tosi, per accordo che c'è stato, è diventato, dopo pochi mesi che ha avuto la licenza di caccia, è stato eletto presidente regionale della Federcaccia. Sapete perfettamente che, lo dico agli amici anche presenti che simpatizzano per la Lega o sono rappresentanti della Lega, io dico, sono qua, dico delle cose di cui mi assumo la responsabilità. Quindi allora il presidente regionale della Federcaccia è Flavio Tosi. A volere Stival, assessore regionale della caccia, è stato Flavio Tosi, che ha chiesto, tra virgolette, a Zaia di nominare Stival assessore regionale della caccia. Adesso il CRAVN, presieduto da Flavio Tosi, ovviamente non contesta in maniera adeguata le proposte dell'assessore Stival, che è stato messo lì da Flavio Tosi. Ma che ci sia un gioco politico da parte di qualcuno, la cosa è nota. Ma mi chiedo, i dirigenti delle altre associazioni venatorie, che adesso dicono che hanno ottenuto grandi risultati grazie alla loro consulenza, a volte gratuita, a volte meno, che hanno dato questi tipi di aiuto e che hanno questi risultati, come mai si sono appiattiti sulle proposte che arrivano dall'assessore Stival? Come mai? Si sono convinti della bontà di queste proposte? E chi è venuto di voi a Orgiano, assemblea organizzata non da noi, è venuto a Orgiano, c'era lì qualcuno che sbraitava dicendo no, non bisogna, la regione non fa le cose, mi riferisco, la trasmissione è registrata, faccio pubblicità a qualcuno, mi riferisco a qualcuno che diceva assolutamente, pur rappresentando un'associazione che conta qualche decina di iscritti a livello regionale, ma essendo riconosciuta per legge statale, diceva vogliamo i nostri diritti, vogliamo che le cacce in deroga e quant'altro. Poi mi risulta che gli sia stato finanziato un progetto scuole e da quel momento, cioè fare in modo che alcuni cacciatori andassero nelle scuole a parlare nel Trevigiano credo, e da quel momento non lo abbiamo più sentito protestare contro le nefandezze della giunta regionale. Come mai sta roba? A qualcun altro che ha aderito al CRAVN, mi assumo fino in fondo la responsabilità di quello che dico, ha preferito sostenere alcune tesi, magari solo perché gli è stato detto guarda, entra nel CRAVN, facciamo approvare questo piano faunistico che prevede che i cacciatori veneti siano estromessi da tutti i comitati direttivi e al posto di cacciatori veneti entri tu. Non l'abbiamo più sentito protestare. Noi non ci siamo mai fatti né intimorire né comprare da nessuno e noi continueremo a combattere per difendere i diritti di tutti i cacciatori, anche di quelle associazioni
che con una manciata di lenticchie si sono fatti mettere a cuccia e dicono che quanto viene fatto in materia di caccia in Veneto va bene e che è condiviso dai cacciatori. Io vi lascio questa riflessione. Noi abbiamo una dignità e siamo qui per far capire a tutti che noi non ci facciamo comprare, non ci facciamo intimidire e continueremo a combattere, perché noi vogliamo garantire a ogni cacciatore, indipendentemente da quale sia la sua tessera associativa, a ogni cacciatore il diritto di andare a caccia in modo dignitoso. Questo è il nostro obiettivo e combatteremo finché riusciremo a realizzarlo. Se qualcuno dice approviamo il piano faunistico lo stesso, badate bene, non stiamo scherzando e non ci limiteremo a qualche piccola manifestazione. E il messaggio che diamo, e il quale do a coloro che hanno ancora avuto fiducia in me e che continuano a dimostrare fiducia: se non sono in grado questi di fare un piano faunistico venatorio decente, faremo di tutto per impedire che questo piano venga approvato in questo anno. Tra un anno si va a nuove elezioni in Regione del Veneto e andrò io a fare il nuovo piano faunistico venatorio. Ringraziamo